Umanitaria Padana Onlus. Buongiorno, a lei la linea. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà, spazio che una volta al mese più o meno, fatte le emergenze, viene dato a me, quindi dato a me, io sono Claudio Lipodio e da qualche anno collaboro con questa radio e con grande felicità porto avanti anche il messaggio dell'Umanitaria Padana. L'Umanitaria Padana che ha come scopo quello di lo scopo principale, il motto da sempre è stato: aiutiamo i popoli a casa loro, aiutiamoli ad aiutarsi. Quindi un po' la vecchia regola del fornire quello che serve intanto che ci si organizza, ma fare in modo che gli aiuti diventino non una dipendenza, ma un costruire qualcosa di importante in quei territori. Cosa abbiamo fatto in questi anni? Lo raccontiamo tutte le settimane, le testimonianze, i social, i nostri social, i social della nostra associazione parlano molto chiaramente, dimostrano molto chiaramente quello che si riesce a fare. Io lo ribadisco nel nostro piccolo, perché se andiamo a guardare i numeri di quello che riusciamo a fare con le risorse che riusciamo, con le risorse che riusciamo a gestire, grazie ai volontari, grazie ai benefattori, grazie ai donatori. Oggi è un altro giorno importante, mi raccomando, e sapete che io quando sono in radio lo dico, lunedì, martedì successivo alla mia diretta, sento in ufficio se ha funzionato un po' la trasmissione. Dare una mano oggi è molto facile, perché con tutti i circuiti online, con l'home banking, con il telefonino ormai si può fare qualsiasi cosa, e una piccola donazione di tante persone diventa una grande opportunità per noi, diventa una grande opportunità di fare. E io da pratico vedevo molto, quando si parlava di dare aiuti, vedevo molto bene il discorso di organizzare macchinari, che poi anche quelli vengono utilizzati ma con una difficoltà diversa. Adesso ve la racconto in breve per farvi capire quanto è importante il facile 10 euro che potete donare in questo momento con un click del vostro smartphone o con il vostro home banking velocemente anche adesso. Perché il denaro si muove istantaneamente. Come lo fate voi verso di noi lo possiamo gestire nelle missioni, quindi possiamo, avendo persone di fiducia in varie località del mondo e avendo progetti in tante nazioni del mondo, in tanti paesi dove ci sono cristiani in difficoltà, dove ci sono popolazioni ai margini di guerre assurde, come state vedendo ultimamente stanno iniziando anche in India e Pakistan, c'è la Siria, c'è la Siria e Palestina, c'è l'Ucraina, ci sono tanti attriti, ok, che vedono in mezzo sempre lo stesso, che hanno sempre in mezzo lo stesso, non mi piace chiamarlo problema, ok, non mi piace usare il termine problema, ma hanno lo stesso difetto. In mezzo a questi scontri di persone che si conoscono e si fanno guerra, ci sono bambini, ci sono civili, ci sono parrocchie, ci sono moschee, ci sono scuole, ci sono ospedali e persone che farebbero volentieri a meno, che vorrebbero costruire, non distruggere, vorrebbero usare il denaro per fare, non per disfare. E quindi diventa importantissimo quello che stiamo facendo noi con il poco. Io lo sottolineo, perché se paragoniamo quello che muoviamo, quello che investiamo, non che muoviamo, quello che investiamo come associazione ogni anno per
costruire ponti, per costruire bene, per costruire gioia, sorrisi, lavoro, vita in altri luoghi, è niente in confronto a quello che viene investito purtroppo per disfare. E pesa questa cosa, pesa tanto, però se non ci fosse il poco che riusciamo a investire noi e farlo diventare molto, perché tutto quello che viene donato all'associazione viene immediatamente messo nei programmi, nei progetti. Non è che arrivano i 10 euro oggi, domani mattina sono già dove avete deciso di destinarli, perché anche questa è una cosa carina, una cosa molto bella. Da sempre le donazioni possono avere un nome e un cognome, oltre che del benefattore anche una destinazione con nome e cognome. Si può tranquillamente dire, come succedeva anni fa e che succede ancora oggi: io voglio destinare questi aiuti ai terremotati oppure alle persone di quella, oppure a quella missione, perché magari un parente, un amico, la nostra ex vicepresidente, che non c'è più ma che ricordiamo spesso, Pericoli, aveva una missione particolare, perché il marito ai tempi aveva fatto delle azioni importanti e quindi ogni anno veniva, in peccato in quest'ultimo periodo non sono state fatte questo tipo di, almeno io personalmente non ho partecipato e mi dispiace molto. Si facevano queste attività, queste cene solidali dove si raccoglievano fondi per portare avanti questo progetto, che non si è fermato quando il marito è andato oltre. Quindi il progetto ha proseguito, ha continuato, continua ancora oggi, come tanti progetti che non si fermano. Noi sì siamo di passaggio, i progetti però che portiamo avanti toccano tanta gente, toccano tante persone, toccano tante anime, tante vite, quindi bisogna fare in modo che, magari più lentamente perché ci sono meno risorse, magari più velocemente perché arrivano le attrezzature e l'occasione per portarle, quindi si fanno tante azioni, non ci si ferma mai. Non ci si ferma mai perché è importante continuare a lavorare nel bene. Il bene alla fine vince sempre, le cose che facciamo portano sempre qualcosa di buono, e il buono è contagioso ed è molto più contagioso del male, quindi fare una cosa buona di solito aiuta anche il vicino, aiuta la ditta vicina. Quando noi portiamo un aiuto economico in una nazione, l'ho raccontato spesso, Sara mi spiegò questo tanti anni fa, perché io da tecnico vedevo più utile, lo dicevo, stavo per iniziarlo prima, vedevo più utile fare 4 belle casse di impianti, pompe, quadri elettrici da spedire, e poi c'è la difficoltà di portare là il materiale, quindi deve valere il costo del materiale, a meno che non ci siano missioni particolari, e spesso è capitato che si è pensato a un aiuto e l'aiuto è arrivato, quindi la possibilità di portare un container in quella determinata nazione, in quella determinata missione. Quindi ci è fatto man bassa di attrezzature per portare officine, per portare trapani, per portare macchine da cucire, per fare veramente azione pratica e veloce. Normalmente noi andiamo anche a destinazione a consegnare, quindi non è che ci limitiamo a fare i collettori, quindi a fare i raccoglitori di fondi o i raccoglitori di materiali e poi si arrangino. Spesso si è andati a fare anche i corsi di formazione, spesso si è stati là per molto tempo. Alcuni dei nostri volontari sono missionari che sono là da anni, poi sono rimasti, sono tornati, sono anche rimasti là, perché
quando si vive, quando si tocca con mano quello che si sta facendo, quando lo si vede con i propri occhi, è tosta, è veramente forte l'emozione, è veramente forte l'emozione, vedere la gioia, la gratitudine e soprattutto vedere che quello che si è pensato funziona e porta la positività, il bene e tutto quello che serve per migliorare le condizioni di vita di persone. Parlo delle missioni in paesi difficili, ma parlo anche qui nel nostro paese, quando ci si è dati forza e si è fatta squadra per portare aiuti nelle aree terremotate, alla Matrice, in Emilia. Ci sono fatti tanti lavori, eravamo stati definiti gli angeli degli angeli, perché noi dicevamo che la protezione civile di Amatrice erano gli angeli di quel territorio, e loro in un convegno dove ci ospitarono dissero che noi eravamo gli angeli degli angeli, perché eravamo quelli che hanno dato a loro una mano per poter dare una mano. Quindi abbiamo fornito attrezzature, tante cose importanti, aziende qui nella Brianza che ci hanno fornito bancali di materiale da portare là. Quindi siamo stati anche veramente un portavoci, okay? Oltre che porta attrezzi e porta attrezzature, ma portatori di questa condivisione. Cioè, noi ci siamo, come le aziende qui hanno detto, noi ci siamo, possiamo dare un aiuto, cosa serve? Ditecelo e noi ci siamo. Quindi questo tipo di lavoro è il lavoro importante che l'associazione fa. Lo fa e spesso la parte economica ci accelera la condivisione, accelera l'aiuto, accelera la possibilità di soluzioni in alcuni luoghi. Certo, quando si vede partire qui 1, 2 bilici, come è successo l'anno scorso, che sono andati in Ucraina a portare aiuti alle famiglie, si sono portate anche, se non mi ricordo male, delle lavatrici, delle cose che servivano per le case, perché molti luoghi erano stati completamente distrutti, quindi avevano bisogno della qualunque, di qualsiasi cosa. Ed è importante esserci, sì, con i camion, quindi con il trasportatore che ci dà una mano o ci dona il trasporto, con le aziende che ci aiutano a riempire quell'elenco lunghissimo, infinito di richieste che abbiamo, e quindi a noi quando arrivano le richieste sono non molto spesso, ma capita che la richiesta è una richiesta materiale e dove possiamo arrivare con i nostri benefattori tecnici, riusciamo a fare anche questo. Oggi è molto importante invece l'aiuto economico, perché è veloce, perché con l'aiuto economico, anzi, era in un film, è nelle barzellette questa cosa, ma è nelle barzellette, ma è stravera, è verissima, come anche in un film, uno o più film di Totò, c'era questo esempio delle 10.000 lire che giravano, no? Le famose 10.000 lire che giravano di mano in mano e risolvevano in 5 minuti i debiti di 10 persone, no? Io ti dovevo questo, sì, siamo a posto, sì. Poi lui partiva, andava da quell'altro, finito il giro, i soldi tornavano sul tavolo e non li aveva toccati nessuno, ma nel frattempo quelle 10.000 lire avevano fatto un giro e risolto i debiti di una serie di imprenditori. Questo può succedere in modo diverso anche con una nostra donazione, con le missioni che facciamo. È facile quando una missione chiede, non so, di allestire gli arredi di una parrocchia o gli arredi di una scuola. È facile dire raccogliamo 2 o 3 container di banchi, magari qui usati, perché qui li cambiano, e è successo anche questo anni fa. Abbiamo spedito 4 o 5 container, abbiamo praticamente allestito completamente una scuola in Centro Africa.
bellissima cosa. Qui in Nord Italia stavano dismettendo, c'era un magazzino strapieno di banchi, sedie e cose. Siamo andati, abbiamo selezionato le aule, abbiamo selezionato tutto, e con un gran lavoro dei volontari dell'associazione e la fortuna di poter poi inviare questi container con delle missioni militari, siamo riusciti a realizzare un sogno un sogno dell'associazione e un sogno di tanti ragazzi che ancora oggi stanno studiando in quelle scuole. Cosa succede in questo caso? Abbiamo spedito un container, allestito la scuola, tutto finito. No, la scuola funziona. Diverso è se noi diamo i fondi al nostro, fondi economici, quindi stabiliti anche magari in tranche, in periodico, perché se l'investimento è grande ci vuole del tempo, magari ci vogliono più anni per arrivare al termine alla conclusione di questa, chiamiamola missione, di questa azione anzi. Però questa azione, se parliamo di costruire tutto quello che sono gli arredi scolastici di una scuola in un luogo X nel mondo, mandando una quota economica, cosa succede? La persona che riceve, quindi il nostro riferimento lì, può pagare il falegname, può pagare il carpentiere, può pagare le persone che lavorano, e queste persone, cioè gli stessi soldi poi vanno al macellaio, o vanno dal fruttivendolo, o vanno per comprare da mangiare, vanno per comprare le attrezzature, vanno per comprare e migliorare la vita di magari di quel villaggio, di quell'area, di quella zona, che con gli stessi soldi riesce a risolvere problemi magari 10 volte più grandi di quel valore. Perché? Perché lo stesso valore gira in più mani e risolve più problemi e fa vivere meglio più persone. Questa è l'importanza dei 10 euro che dicevo prima, perché diventano 10 euro usati X volte, usati tante volte, 10 euro che iniziano a girare in quella comunità e a regalare sorrisi, a donare sorrisi, donare un po' di pace. Quella pace che serve ad alcune persone per non cadere nel tranello, no? Qui i soldi si trovano per terra, qui ti danno tutto gratis, appena sbarchi, sì, hai fatto un debito, che vediamo chi paga per arrivare qui, però quando sei qui puoi lavorare, ti strapagano, hai tutto, ti danno il telefonino, ti danno internet, ti danno tutto quello che vuoi, e le persone partono, poi arrivano qui e diventano manovalanza in alcuni casi anche per la malavita. Quindi cercare di aiutare i popoli a casa loro e aiutare ad aiutarsi serve proprio per fare in modo che anche lì crescano, che anche lì, in quei luoghi, il continente più ricco del mondo, tenuto volutamente povero da sempre, colonia schiacciata da sempre. Adesso si stanno svegliando, si stanno alzando, hanno bisogno di partire, hanno bisogno di fare. E le persone vanno aiutate, come anche noi. Anche a noi capita di aiutare anche persone vicine a noi, molto vicine a noi, che hanno però anche un altro problema importante. Molte volte chi ha bisogno qui da noi, magari il nostro vicino, qui in paese dove abitiamo, nella città dove abitiamo, si tira giù la tapparella quando si ha un problema, si chiudono le persiane, si spegne la luce quando si ha un problema, non si parla più con le persone, non si esce più. Quindi state attenti anche a questo, perché adesso io parlavo di missioni umanitarie del mondo, ma scusate, l'attenzione deve essere alta anche vicino a noi. Un semplice saluto al vicino quando lo vedete alla finestra può essere la soluzione di una giornata, noi non ci rendiamo conto, no? Andare a bere il caffè, fare due chiacchiere, incontrare una persona e
parlarci qualche minuto dà valore, è una condivisione anche di una chiacchierata magari che può sembrare con poco senso, ma questi sono campanelli d'allarme importanti da tenere sotto controllo, perché molto spesso abbiamo persone molto vicine a noi, cerchiamo di aiutare il mondo, ma non ci accorgiamo che il nostro vicino non esce più di casa e non capiamo il perché. Magari perché gli è arrivata una bolletta troppo salata e non può nemmeno andare a fare la spesa. E allora cosa ci costa a noi una cassetta di spesa? Un chilo di pasta e 4 pomodori per cambiare la settimana a una persona. Quindi stiamo anche molto attenti a queste cose. Non costano soldi, ma danno veramente tanto alle persone. Questo è quello che cerchiamo di fare, quello che facciamo tutti i giorni, sempre, come associazione. Potremmo fare di più? Sì, assolutamente. Il bollettino postale, il 5 per 1000, 2 conti correnti per darci una mano anche adesso. Il 5 per 1000, questo è il periodo giusto, il periodo delle dichiarazioni. Quando andate a fare le vostre dichiarazioni avete un foglio dove potete donare il 5 per 1000 alla nostra associazione. Certo, non ci arrivano oggi, ci arrivano l'anno prossimo, tra 2 anni, non è un problema, ci servono per programmare le prossime azioni. Mancano pochi minuti, quindi vi do un po' di numeri, vi do 2 o 3 numeri, vi lascio il tempo di prendere una matita, di temperarla, prendere la biro, provarla al foglio. Per il 5 per 1000 è facile, chiedetelo al CAF dove andate o al commercialista che vi segue e gli dite: il 5 per 1000 voglio darlo all'umanitaria Padana Onlus. Il codice fiscale è 9404 3800 278. Lo ripeto, 9404 3800 278. Tutti i numeri relativi al conto corrente postale, che adesso ve lo dico velocemente, ai 2 IBAN e tutto, li trovate su umanitariapadana.net. C'è un tasto in alto a destra, rosso, bello evidente, con scritto Dona ora. Non preoccupatevi a schiacciarlo, apre la pagina dove sono elencati in modo molto semplice e molto chiaro i numeri della nostra associazione. Potete fare anche il copia e incolla e portarlo direttamente sul vostro home banking per fare una donazione adesso. Dateci una mano veramente, perché è importante far diventare contagioso il bene, perché il bene è contagioso ed è molto più contagioso di quello che sta succedendo oggi. Fermiamo queste cose anche con azioni chiare, con piccole azioni quotidiane. Una sicuramente importante è darci la possibilità di continuare nei nostri lavori, nei nostri progetti, nei vostri progetti. Contattate anche l'ufficio della nostra associazione, mi raccomando, trovate sempre sul sito internet, lo trovate anche dallo smartphone, quindi potete trovarci molto facilmente, umanitariapadana.net, e fate sapere alla nostra associazione che siete vicini a noi, che volete magari darci una mano, che volete venire a fare volontari, che volete, oltre che a contribuire economicamente, magari contribuire anche col tempo in qualche azione che col tempo ovvio non si può entrare e andare a fare missioni subito, bisogna essere preparati per fare determinate azioni, ma sicuramente ingrandire la famiglia dei volontari è una cosa che porta gioia, quindi fa bene veramente. E se vedete come dicevo prima, qualcosa di strano nei vostri vicini, se vedete qualcosa che non funziona, agite, fate qualcosa. Cambia veramente la visione della vita e il bene vince sempre alla fine. Vi saluto, spero di non avervi, anzi conto di non avervi annoiato, e conto che mercoledì dall'ufficio mi chiamino dicendo:
funzioni. Un buon fine settimana a voi, un abbraccio, alla prossima.